Cortigiane e Cicisbei, due figure tanto particolari quanto diffuse nella Repubblica di Venezia. Essere cortigiane significava non solo offrire il proprio corpo agli uomini più importanti della società, ma anche saper leggere, scrivere ed intrattenere con il proprio savoir-faire. Le cortigiane dovevano essere colte in molte discipline, dalla musica alle lettere alla politica. Donne così desiderate da divenire spesso le muse di pittori, che le ritraevano anche in opere sacre, dando il loro volto addirittura alla Vergine Maria. Tra le tante cortigiane che ebbero fortuna, famosa e ricchissima fu Giulia la Lombarda, che grazie alle sue relazioni con vescovi e sacerdoti importanti riposa ancora oggi accanto all'altare maggiore della chiesa di San Francesco della Vigna a Castello. I Cicisbei, o cavalieri serventi, nascono invece con il compito di proteggere una donna nelle sue uscite. Il ruolo del Cicisbeo era così importante che il suo nome veniva spesso indicato sul contratto di matrimonio. Il suo compito era quello di seguire la sua dama fin dal mattino, presenziando alla sua toletta, accompagnandola a passeggiare o intrattenendola con poesie e musica. A tavola il Cicisbeo le sedeva accanto e le tagliava la carne. La sera la accompagnava al tavolo da gioco. Non è da escludere che dama e Cicisbeo intrecciassero spesso relazioni amorose tra loro, con il silenzioso beneplacito del marito, che poteva così dedicarsi alle più belle cortigiane, mantenendo salda l'integrità del matrimonio e soprattutto quella delle proprietà familiari.